Si conclude oggi a Cagliari il tour elettorale in Sardegna di Matteo Salvini, il leader della Lega. Il ministro degli Interni ha partecipato alla presentazione del congresso del Partito Sardo d'Azione che inizia domani. Ci si attendeva all'ufficializzazione della candidatura del segretario sardista Cristian Solinas alla carica di governatore per il centrodestra, ma non c'è stato alcun nome, anche se il segnale lanciato da Salvini di partecipare all'evento è già una consacrazione per Solinas. Come detto ieri da Salvini nella sua visita a Nuoro, la scelta viene demandata ai sardi e ai tavoli politici della coalizione di centrodestra, ma gli accordi nazionali di fatto hanno sancito che sarà la Lega ad indicare il nome del candidato alla carica di governatore della Sardegna e sarà quello del senatore Solinas che ha attivato l'alleanza con i leghisti, collaudata col successo alle elezioni politiche del 4 marzo. Nel suo intervento a Nuoro, Salvini ha ribadito alcuni dei temi forti del suo programma politico, una ricetta che il centrodestra si appresta ad applicare anche in Sardegna in caso di vittoria. Tanto entusiasmo attorno al leader leghista, che è l'uomo politico del momento, un uomo forte in crescita nei sondaggi e che punta decisamente alla carica di premier al prossimo turno elettorale che prima o poi arriverà. Non sono mancate le contestazioni da parte dell'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, di Potere al Popolo, dei sindacati di base e di altre formazioni di sinistra che hanno agitato cartelli, scandito slogan e intonato canzoni come Bella Ciao, una presenza non solo simbolica di opposizione al governo giallo-verde e alle sue politiche in campo europeo della sicurezza economica e della migrazione. Tante bandiere con falce e martello che Salvini ha liquidato con una battuta definendole reperti preistorici. Una contestazione rimasta nei canoni della protesta democratica su cui ha vigilato un imponente servizio d'ordine predisposto dalla questura e dalla prefettura di Nuoro, che ha consentito che tutto si svolgesse senza troppi problemi e con disagi limitati per i cittadini, che sono da mettere in conto in città quando arriva un esponente del governo nazionale.